quest'anno. Questa è un'operazione che farà la storia, ma possiamo anche perdere. Se non siamo convinti, se non siamo decisi e se siamo falsi, noi siamo destinati alla sconfitta. La vittoria non dipenderà da fattori esterni, dipenderà solo da noi, dalla nostra convinzione e dalla nostra determinazione. Ricordatevelo! Poi, per carità, si possono analizzare mille cose, si possono rivedere anche alcune cose, io non lo so, perché non è che qualcuno qua c'ha la bacchetta magica. Sappiamo che è doveroso reagire e mandare via questa classe politica, è doveroso, perché se noi avremmo avuto una classe politica, facciamo un esempio, governava la destra, però avevamo anche una sinistra, ma andavamo tutti a sinistra se governava, o viceversa. Noi non abbiamo avuto questa scelta, abbiamo avuto un branco di banditi, una cricca di parassiti che non sono né destra e sinistra, ma che sono delinquenti allo stato puro. Questo abbiamo avuto noi, solo soltanto questo. Lo state a vedere gli inciuci che stanno facendo adesso, e voi pensate che questi si divideranno per un'iniziativa a favore nostro? Sì, ho letto alcuni politici adesso trombati che erano senatori o alle europee, che adesso stanno con noi, adesso. Non ho mai visto dire una parola a favore del popolo, non ho mai visto fare un'interrogazione a favore di un cittadino o di un morto, che questo è stato assassinato, mai, manco una! Adesso stanno con noi, belle parole, sì, belle parole, e basta! I fatti sono un'altra cosa, dobbiamo fare i fatti, perché parlare è facile, venire qui e dire le cose che io sto dicendo o che magari noi condividiamo è facile, poi bisogna farli. E beh, qui si parla già un altro linguaggio. Ripeto, ho potuto notare che alcuni di fronte a queste diciamo incombenze o a questa diciamo presa d'atto hanno fatto qualche marcia indietro, però ho notato che il 90% non solo è rimasto al suo posto, ma è anche incazzato perché non ci è andato oltre.